Dove si va? Eccoci qua. Dove siamo oggi? Oggi siamo davanti a una presenza storica importantissima, il Tempio di Minerva a Marano di Valpolicella. Venite con noi per scoprirlo insieme. Seguiteci! Dove si va? Ci troviamo in un luogo molto particolare. Siamo a Marano in Valpolicella e alle mie spalle c'è un tempio dedicato alla dea Minerva che è stato, riscoperto da un tempo relativamente breve, anche se il primo scavo è stato fatto verso la prima metà del 1800 dall'Orti Manara. Ci troviamo in un sito molto particolare perché prima dei Romani c'erano delle popolazioni più antiche ed è stato ritrovato addirittura prima dell'impianto repubblicano ed imperiale un piccolo sito in cui si svolgevano già dei culti misterici e adesso lo andremo a scoprire. Siamo qui con Riccardo della CTG di Valpolicella che ci ha accompagnato gentilmente a far scoprire la storia del fondo del Tempio di Minerva. Diamo la parola a Riccardo. Ciao a tutti, io sono Riccardo, presidente della CTG Valpolicella e dall'anno scorso al 2020 abbiamo in gestione il Tempio di Minerva per quanto riguarda le aperture e le visite guidate. Per raggiungere il tempio basta seguire le indicazioni per Marano di Valpolicella. Il punto di riferimento per individuare il sito è la chiesa di Santa Maria Valverde. Grazie all'organizzazione da parte del CTG della Valpolicella è possibile prenotare la propria visita guidata al tempio. Oltre a questo è possibile associare la visita al sito storico con una bella passeggiata nei vari sentieri attorno, godendo dell'incredibile paesaggio dei vigneti. Oppure una visita con degustazione nelle numerose cantine della zona, per unire la cultura con il piacere di un bicchiere di Valpolicella.